Salve a tutti, eccoci alla lezione di lingua napoletana al tempo del coronavirus, con me, con Davide Brandi. La raccomandazione è sempre la solita: state a casa finché non ci diranno di stare a casa, speriamo presto finirà. O napolitana a lingua nostra, quindi lezione di lingua napoletana. Questa è la lezione numero 008 e questa volta vi porto dall'ortolano, andiamo a fare la spesa. Ovviamente l'ortolano, ecco qui, in napoletano è iam ad oparulan, dove oparulan sta proprio per, vedete, viene da aparula, che sarebbe il campo coltivato in napoletano, dal latino paludem. Oppure possiamo dire overdumare, cioè colui che vende la verdura, dal latino viridis. Chiaramente oggigiorno è difficile trovare l'oparulano overdumare, cioè colui che vende soltanto i prodotti della terra, dell'orto, ma oggi ci sono i fruttivendoli che vendono un po' tutto, o peggio ancora i supermercati dove troviamo di tutto da tutto il mondo. Andiamo avanti. Allora, prima cosa, partiamo dal mazzetto per il brodo, no? Quindi il mazzetto di prodotti dell'orto che servono per fare il brodo vegetale. Ecco qui, in napoletano lo chiamiamo o mazzetiel pu broro. Allora, vediamo quali sono gli elementi dell'orto che compongono un mazzetiel per fare il brodo vegetale. Innanzitutto partiamo dal sedano. In lingua napoletana lo troviamo scritto in vari modi. Lac, oppure al femminile laccia, ac, oppure allac o laccia con la L, vedete, in vari modi. Io vi consiglio sempre di scriverlo con il primo modo, lac, con la O finale. Allora, il sedano viene dal latino apium, poi il gambo del sedano, in napoletano, lo chiamiamo operrac, il piede del sedano, operrac. La patata, che forse in questo la figura è molto sbiadita, comunque la patata, allora, in napoletano è apatan, ma ha un'etimologia che va oltreoceano, perché chiaramente la patata viene dal Sud America, dopo la scoperta dell'America, quindi dallo spagnolo patata, ma a sua volta è derivata dall'Arawak, cioè un'antica lingua dell'America centro-meridionale, e si chiamava batata, e dalla parola papa, che viene dal Quechua, che è un'altra lingua antica del Sud America ed era la lingua ufficiale, pensate, degli Inca, poi e oggigiorno addirittura è lingua ufficiale è una delle lingue ufficiali di Ecuador, Bolivia e Perù ancora. Il pomodoro in napoletano diciamo a pummarola, in questo caso sono i pomodori quelli piccoli tondi che servono per il brodo nel mazzetto. Allora la parola viene da pomodoro. Pensate, anche questo è un prodotto che viene dalle Americhe. Inizialmente dal Settecento gli spagnoli lo importarono e fu chiamato dai francesi pomme d'amour. Poi successivamente è diventato pomme d'or, quindi è da qui pomodoro e a pummarola napolitana. La carota, la parola napoletana è apastanaca e vediamo quanto è rimasta attaccata al latino la lingua napoletana con questo esempio, perché dal latino viene proprio la pastinacam, quindi è rimasto praticamente latino la lingua napoletana in questo caso. La cipolla, anche qui un po' sbiadita forse la foto, la cipolla in napoletano è acepoll, dal latino caepeculam. Nel mazzetiello del brodo troviamo il prezzemolo, in napoletano un'altra bellissima parola perché o petrusin, e viene anche questo dal greco petrosellinon. Guardate, anche dalla lingua greca il napoletano è praticamente, alcuni termini sono rimasti invariati. Allora, abbiamo visto gli elementi principali del mazzettino per il brodo, poi chiaramente ognuno se lo personalizza con altre erbe e con altre cose, però noi andiamo avanti con le erbe aromatiche. Vediamo altre erbe in lingua napoletana.
quindi in genere, che a Napoli diciamo l'addora. Quando andiamo dal fruttivendolo, ratmano poco raddora, quindi di odori vari, gli odori che sprigionano le erbe aromatiche. E partiamo dal principe degli odori, possiamo dire, il basilico. A Napoli è Avasa Nicola, dal greco basilicon. Poi abbiamo il rosmarino, abbiamo visto anche l'altra volta in una lezione precedente questa parola. In napoletano è a rosa marina, che viene dal latino ros marinum. L'alloro, le foglie di alloro, in napoletano è ullaug, i fogli lauro, diciamo, no? Dal latino laurum. Poi abbiamo la menta, la piantina della menta, in napoletano è anepata, oppure anepata con la A che si fa legare alla parola, e l'origine è sempre dal latino nepetam. Ma poi abbiamo la menta piperita, che dovrebbe essere diversa dalla nepeta perché è un'altra forma della foglia ed è piccante, un po' più piccante la piperita, appunto dalla parola. In napoletano è amendam papatella oppure a spiritamenta. Spiritamenta, vedete, proprio va a sottolineare la consistenza piccante. E viene dal latino mentam. Poi abbiamo la ruta, l'erba ruta, in napoletano è aruta oppure tutta attaccata, aruta, dal latino rutam. Poi il finocchietto selvatico, cioè il finocchio che cresce in cattività, possiamo dire, che credo che non si mangi perché è un sapore più duro, no? Però sono utilizzate la sua pianta per guarnire i piatti e per usarli anche nella cucina. Per esempio il finocchietto selvatico mi pare che si metta anche nella carne, nelle salsicce, nei taralli. O fenocchiel, in napoletano, dal latino feniculum. Poi abbiamo l'origano, che in napoletano è arecata, dal latino origanum. Poi ancora dall'ortolano troviamo i semi di coriandolo, che non sono molto utilizzati, anche se oggi con tutte le trasmissioni che fanno sulla cucina lo troviamo utilizzato un po' di più. In napoletano è agugliandrella, vedete, quindi l'insieme, la manciata di prodotti agugliandrella. Rimaniamo dall'ortolano, nell'orto, andiamo a vedere gli altri prodotti, quindi abbiamo abbandonato le erbe aromatiche, andiamo a vedere le altre cose. Dall'ortolano troviamo il cetriolo, che in napoletano è ucetrul oppure ucetrull, quindi con una o con due L possiamo dirlo, viene dal latino citriolum. Poi ancora troviamo la zucca, ecco questa è un'altra parola che è rimasta praticamente invariata dal latino, in napoletano cucuz, in latino è la cucuzziam, vedete, quindi è più latino che italiano possiamo dire. La zucchina o cucuzziella in napoletano, oppure cucuzziella al plurale, sempre dal latino cucuzziam. Poi abbiamo i fiori di zucchine, o detti anche i fiori zuc. In napoletano sono i ciuril, quindi scritto con la sc o con la c, e ovviamente essendo un fiore l'etimo è dal latino florem, quindi da fiore. Il finocchio, ecco qui, quindi quello lì più buono, quello che si può mangiare senza problemi, e o fenoucchio, e l'etimologia è sempre la stessa come abbiamo visto prima per il selvatico, feniculum. La bietola rossa in napoletano pensate che si chiama atrepace, forse non è molto utilizzata qui in Campania, però atrepace, e viene dal latino atripicem. Poi abbiamo la bietola, quella più tradizionale, quella che troviamo di più nei mercati. A Napoli la chiamiamo, pensate, a foglia molle, proprio per la sua mollezza delle foglie proprio. Oppure aieta, vedete? L'etimologia è bleta. Poi abbiamo la varietà dei cavoli.
anche qui abbiamo tantissime, potremmo elencare tantissime varietà di cavoli, ce ne limitiamo ad elencare almeno 2 o 3, vediamo cavolfiore, quello lì tradizionale, normale, l'etimologia vabbè viene da cavolo più fiore chiaramente, o cavolo sciore, la pronuncia. Il cavolo cappuccio invece è a cappuccia oppure a fogli cappuccia. Il cavolo verza, in napoletano è dal latino viridiam, in napoletano è averza, che poi diventa virz quando viene tagliuzzato, quindi vengono fatte più parti per cucinarlo, i virz. E questa è una parola che è prettamente napoletana, quindi è intraducibile, quindi friariel si dice a Napoli e in ogni angolo del mondo, da friere, da friggere, i friariel sui friariel, non esiste altro termine per poterlo evidenziare. E poi ci sono i broccoli, sui broccoli ci limitiamo a dire soltanto questa qualità perché ce ne sarebbero veramente un'infinità anche in lingua napoletana, ma non la finiremo più. Quindi i broccoli, dal latino broccum e vruoccolo. Quindi vedete l'etimologia broccum e vruoccolo. Noi nelle lezioni passate abbiamo visto la forchetta in lingua napoletana avrocca, in questo caso il vruoccolo, perché con la stessa etimologia broccum, perché broccum in latino significa sporgenza, qualcosa che sporge, e così come sporgevano i denti della forchetta riferiti a una persona dentona con i 2 denti davanti, così nei broccoli troviamo le sporgenze, che poi sono quelle di fiori, diciamo, dei broccoli. La lattuga incappucciata a Napoli è ancappucciata, quindi la tradizionale lattuga. Poi abbiamo l'indivia. L'indivia, vedete, questa qua in napoletano è dal latino scariolam e a scarola riccia. Scarola riccia che può essere sia cotta che mangiata cruda all'insalata. Poi abbiamo la cicoria, qua non c'è molta differenza perché dal latino cicoria, in napoletano è acicoria. Poi la maggiorana, questa forse l'avremmo dovuta mettere tra le erbe aromatiche, a maiurana, non marijuana che si fuma, questa è a maiurana. Poi abbiamo il carciofo, anche qui ci sono tantissime varietà di carciofo, quindi avremmo dovuto scrivere PSELL soltanto, invece le vocali intermedie, come vedete, vanno assolutamente posizionate. Poi abbiamo le fave, in napoletano è effav, vedete con una doppia F, poi spiegheremo perché quando faremo le regole di raddoppio, quindi di rafforzamento consonantico, l'etimologia è del latino fabam. Il pendolo, il grappolo, che detto così in italiano veramente è uno schiaffo, in questo caso alla lingua napoletana, perché il pendolo e il grappolo in napoletano è upiennalo, come i friarielli in pratica, quindi è intraducibile, diciamo, in lingua napoletana. Viene dal latino pendulum, quindi qualcosa che penzola, d'accordo? Il peperone, quindi il peperone tradizionale in lingua napoletana è o puparuol, dal latino piper, pepe. Poi abbiamo il peperone corto, tondo. In napoletano lo possiamo dire in 2 modi, a chiocchiara, oppure possiamo dire la classica papaccella, a papaccella. Ovviamente qui abbiamo 2 etimologie, la prima dallo spagnolo ciocio, ciocio, vedete? La seconda è dal latino paparcellam, quindi guardate quanto è simile al latino anche quest'altra parola napoletana papaccella. A chiocchiara ovviamente c'è anche un epiteto in lingua napoletana quando vogliamo insultare, scanzonare qualcuno, diciamo mi pare un chiocchiera, perché proprio vedete la forma del peperone rispetto al peperone tradizionale, basso e largo, e quindi c'è questo accostamento per traslato, lo portiamo ad offendere qualcuno, mi pare un chiocchiera.
I peperoncini verdi, detti anche peperoncini friarelli, che chiaramente non hanno nulla a che vedere con i friarelli di cui prima, friarelli perché vengono fritti questi peperoncini, hanno tutto un nome e una storia particolare. E puparoncello oppure puparoncello o puparugel docium, cioè del fiume. Perché dal fiume? Perché questi peperoni, dovete sapere, sono stati importati nella nostra zona in Campania nell'epoca degli Angioini, quando Carlo d'Angiò volle avviare 2 abbazie, 2 conventi nella zona del Sele, della piana del Sele. E questi monaci benedettini portarono dalla Francia vari semi, tra cui anche questi dei peperoncini, e quindi la coltivazione si avviò proprio lungo la piana del fiume Sele o del Calore, adesso non ricordo bene. Vabbè. Quindi per questo del fiume è rimasto il nome, anche questo dal latino pepe. Poi abbiamo i fagiolini, i fasulin o i fasulil, anche dal latino faseulum. Il ravanello viene, o rafaniello in napoletano, dal greco rafanos. La rapa in napoletano è arapest e viene dal latino rapistrum. Poi ci sono i funghi in genere, perché anche qui se vogliamo andare a prendere ogni tipologia di fungo non la finiremo più. I funghi in genere sono i funge, dal latino fungum. E con questo abbiamo finito dall'ortolano. Ci saranno tante altre belle lezioni e andremo a fare la spesa in tanti altri negozi, tipo Ocasanduoie per esempio, ed altre o fruttaiuole, che so, tante altre cose che adesso non mi vengono in mente, vabbè. Siamo alla fine della lezione numero 8 in tempo di coronavirus. State a casa finché non ci diranno che è tutto finito. Se ci volete seguire, i riferimenti sono sempre gli stessi: I Lazzari, Toddega Lingua Napolitana, Davide Brandi Poesie, Tombola Storica del 1734. Grazie assai a tutto quanto e una buona giornata da Davide Brandi. Ciao ciao!